voglio dire. Io sono d'accordo con te, e quando mai? Io sono talmente d'accordo con te, lo sai benissimo, che quando io sono stato invitato in un posto, sono andato, mentre altri magari non sono manco andati. Perché? Perché ho il massimo rispetto di tutti gli indipendentisti che sono in Sardegna e anche di tutti i sardi, per cui non è che io non dialogo con te, mi fa piacere parlare con te, come mi fa piacere parlare con tutti gli altri, perché uno scambio di idee fra noi è sempre utile per tutti, anzi la gente è contenta quando ci vede insieme, è questo che chiede la base. Ecco, poi io credo che ci sia un fatto storico adesso che è importante, ed è per questo che queste faccende ritengo che siano superabilissime. Per la prima volta a mia memoria, non so se tu ti ricordi un evento analogo, io francamente non me lo ricordo, abbiamo la possibilità che le basi indipendentiste si confrontino fra di loro. Questo è un evento storico, perché noi ci siamo visti, noi ci sentiamo, ci capita di sentirci anche in privato tra di noi, non credo che sia facilissimo dirlo e non ci sia nulla da nascondere, però per la prima volta storicamente le basi di Maluentu, di Progress, di Ammanca Pros Indipendenza, di Sardegna Nazione hanno la possibilità di confrontarsi. Questo per me è un fatto storico. La pensiamo allo stesso modo su questo? Se la pensiamo in modo, per me è storico, è importantissimo, non solo in senso storico, ma anche in senso del futuro. E cioè, in poche parole, con questo discorso vengono superate dalla base in particolare, più che dai vertici, proprio il dialogo fra di loro, perché succede dappertutto. Quando si incontrano delle persone dei vari movimenti, la base è contenta, dialogano tranquillamente, fanno festa. Per cui cosa vuol dire? Vuol dire una cosa elementare, che qualcuno di noi, come ho detto anche al vostro congresso, se ti ricorderai Bartakas, che il volto dell'indipendenza in Sardegna non è fatto da pochi uomini, è fatto dalla faccia di tutti i sardi. Te lo ricordi quello quando lo dico? Me lo ricordo perfettamente, l'hai detto sia a Usine e l'hai detto anche a Borore. Esatto, perfetto. Senti, un'altra domanda che ti volevo fare, perché so che è un argomento che ti sta particolarmente a cuore, ma ovviamente non solo a te. La questione degli indipendentisti che non si riconoscono nei partiti attualmente che caratterizzano l'offerta politica dell'indipendentismo. Per esempio, 2 anni fa, nella tornata delle elezioni provinciali, più di 30.000 sardi votarono indipendentista. Ora, non è detto che tutti questi 30.000 sardi si riconoscano nei partiti indipendentisti attuali. Secondo te la convergenza nazionale o convergenza indipendentista, che dir si voglia, può essere utile per fare avvicinare questi sardi e indipendentisti e può rappresentare un'alternativa ai partiti indipendentisti esistenti? Guarda, io ti dico questo, noi dobbiamo fare un'analisi spietata sul perché la restante maggioranza dei sardi non vota indipendentista. Io sono convintissimo che la rimanenza della popolazione sarda, almeno dai sondaggi, che sono dal 30 al 40% disponibili a votare indipendentista, non si riconoscono in noi proprio per queste ragioni che tu stavi elencando. E cioè, in pratica, noi non siamo affidabili in certi momenti. Perché non siamo affidabili? Non siamo affidabili per il restante popolazione perché siamo pochi e succede spesso e volentieri che siamo uno contro l'altro. Allora, nell'anima dei sardi, che hanno subito in centinaia di anni la sottomissione gigantesca e opprimente, culturale, fisica e che più altro ne metta, cosa sta a significare? E in tutto questo c'è una sconfitta, la sconfitta del Pisdazzi negli anni '80, quando il Pisdazzi prese una valanga di voti e immediatamente fece l'alleanza per fare la presidenza del Sabonama di Mario Melis e andò a guidare la regione. Quello fu una grande delusione del popolo sardo. Perché? Perché si aspettavano una grande spinta, che il loro sogno cominciasse a realizzarsi. Invece ci impantanammo, io ero detenuto, quell'era, però ci impantanammo in queste questioni e pian piano molti che avevano votato nell'onda dell'indipendentismo o meno si ritirarono e furono disillusi. Adesso che l'indipendentismo sta di nuovo tirando, cosa accade? Che noi siamo divisi.
Allora, se Convergenza, almeno nell'immagine collettiva... Eravamo divisi, adesso la Convergenza Nazionale credo che collochi nel passato questo tipo di situazione, o no? Infatti quello ti stavo dicendo io, con queste Convergenze nazionali, nell'immaginario collettivo, si sta prospettando la possibilità di avere delle visioni comuni o dei piccoli percorsi insieme, comuni. Tutto questo comporta che tutti questi che vengono definiti piccoli gruppi, almeno su Facebook o via di seguito, sentono queste convergenze come catalizzatore. E cioè, in poche parole, io non li vedo così, in senso negativo, questi che sono in giro così, sono delle libere voci. Chi ha creato queste libere voci è la modernità, e c'è Facebook. Facebook, non so se hai detto quello che ho scritto l'altro giorno, è il confessionario mondiale, no? E tutti quanti andiamo lì e esprimiamo quello che siamo. Mi segui? Sì, ti ascolto attentamente, poi ti dico come la penso. Non ti intendo. Ho detto che ti sto ascoltando attentamente, poi ti dico come la penso io su questo fenomeno, concludi pure. Allora, in molti di questi, nella loro mente, come indipendentisti, ognuno si fa il suo castello mentale, il suo desiderio, il suo sogno. Quello vuole fare questo tipo di bandiera, quell'altro vuole fare quell'altro simbolo, quell'altro vuole fare questa sigla, e nei secondi si mette a dialogare o a fare la rete orizzontale, o fare questo, fare quello e quell'altro. Sempre perché? Perché noi, quelli che siamo i più organizzati, non riusciamo a dare l'affidabilità. E cioè questa gente è disillusa e pensa a loro volta di creare qualcosa di nuovo, che poi si ferma, si arena come tutte le cose, è normale. Ma io adesso sto vedendo, e te lo devo dire, che proprio in Convergenza, ogni volta che ho avuto delle discussioni, tutti ti chiedono, ma quando è che fate le cose? Quando è che andate d'accordo? Quando è che fate questo? Proprio questi che sono i liberi, quelli che io chiamo i liberi, non li vedo però con la visione di molti altri, perché sono solo gente che ci crede, ce l'ha nell'anima e vorrebbe appartenere a qualcosa di grande, come migliaia e migliaia e migliaia di altri sardi. Perché io sono convinto che se noi avessimo tirato fuori degli orientamenti, dei punti fondanti come obiettivo primario, che in questo caso è l'indipendenza, io sono convinto che tutti questi si sarebbero avvicinati e si sarebbe attenuato tutto questo cancan che c'è in giro. Ecco, siccome hai trattato vari argomenti, vorrei dire un paio di cose anch'io, ma brevissimamente. Poi vorrei che replicassi anche a quello che sto dicendo io in questo momento, perché ci sono alcune cose sulle quali io non sono d'accordo e te le vorrei dire, e vorrei che tu eventualmente replicassi a quanto sto dicendo adesso. La prima riguarda la ricostruzione storica dell'esperienza del Partito Sardo d'Azione di Mario Melis. Ora, ovviamente la mia memoria storica non è come la tua, perché io ero bambino, per cui tutto ciò che so di quell'epoca è stato appreso ex post. Io su quella fase sono convinto di una cosa, cioè che il Partito Sardo d'Azione è stato perfettamente coerente. Perfettamente coerente con che cosa? Con il fatto che il Partito Sardo d'Azione non è mai stato indipendentista. Basta leggere i discorsi di Lussu alla Camera dei Deputati italiana per rendersi conto che il Partito Sardo d'Azione geneticamente non è mai stato indipendentista, ma era qualcosa che è stato costruito per evitare proprio l'indipendentismo. Perlomeno questa è la mia chiave di lettura, perché quando sento Lussu che veniva accusato di essere irlandista dagli esponenti dei partiti italiani, quindi di voler aspirare all'indipendenza della Sardegna, così come in quel periodo l'Irlanda stava lavorando per la propria, e lui respinge questa che ritiene un'accusa e dice: non vi permettete di dire che io sono irlandista, perché noi siamo convinti che la figlia Sardegna debba stare con la madre Italia. Quindi, detto questo, secondo me il Partito Sardo d'Azione non è mai stato indipendentista. No. Lo so che non sei d'accordo. No, poi vorrei dire un'altra cosa sugli indipendentisti senza partito. Allora, io credo che bisogna distinguere. Ci sono tantissimi indipendentisti, ti ripeto, l'indipendentismo due anni fa ha preso 30.000 voti in Sardegna, ci sono tantissimi indipendentisti che non si riconoscono nei partiti attuali, e secondo me, come credo la pensi tu, la convergenza diventa un'occasione per consentire a questo elettorato di accasarsi. È vero anche però che in passato abbiamo assistito, e questo tu l'hai visto diverse volte, a elementi che tirano fuori l'indipendentismo quando gli conviene e poi lo mettono in tasca. E questa è una cosa alla quale abbiamo assistito tantissime volte, cioè l'indipendentismo ad un certo punto è diventato una moda, persino Soru c'è stato un periodo che sembrava quasi indipendentista, e poi era il fondatore di un partito italiano.
Quindi io dico semplicemente che da questo punto di vista bisogna essere un po' vigili, nulla di che.